Allora, io sono Vanuzzo Maria Cristina, sono il coordinatore tecnico del servizio di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova. Io mi trovo nella duplice situazione di conoscere dal punto di vista tecnico le fatiche che il personale a cui si sta sottoponendo, oltre che io in prima linea come coordinatore mi trovo ad affrontare un'organizzazione che per me è diventata qualcosa che di giorno in giorno cambia e improvvisamente ho dovuto montare in piedi un H24 che non sapevo assolutamente come si gestisse. Da subito tutti sono stati disponibili a mettersi in gioco senza risparmiarsi, e quindi questo è quello che di bello ho visto in quello che tutti noi ci abbiamo messo. La fatica, lo sforzo è tantissimo. A distanza di quasi 3 mesi ci sentiamo veramente quasi allo stremo delle forze. Franchina Elisa, lavoro nel settore biologia molecolare del servizio di microbiologia e questo mio intervento è per spiegare che comunque appunto il laboratorio lavora sulle 24 ore e sono coinvolti sia personale amministrativo, i tecnici, gli OS, dirigenti biologi, medici, per garantire tutti i giorni che escono le risposte per essere di aiuto quindi ai reparti e ai pazienti che aspettano quindi una risposta. Una gestione sulle 24 ore che va in 3 turni di 8 ore, quindi dalle ore 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6 del mattino. E questo è tutto il nostro sforzo, appunto, è per garantire appunto che gli esami possano essere effettuati il prima possibile tutti i giorni. Sono Manuela Sciro e quello che volevo raccontarvi è che comunque siamo molto stanchi, stiamo facendo di tutto, però noi abbiamo una forza, la forza è il gruppo tecnici che sta lavorando tantissimo, come ha appena detto la mia collega, 24 ore su 24, e non dobbiamo dimenticarci di loro perché è la nostra forza. Anche le 2 infermiere stupende, il gruppo OS, gli amministrativi e le segretarie che ogni giorno accettano e cecchinano migliaia di campioni. I dirigenti medici, i dirigenti biologi, ognuno di noi sta rinunciando a tutto, alla famiglia, a qualsiasi cosa, proprio per il laboratorio, proprio per la microbiologia, proprio per questa emergenza che è il Covid. Io ho 3 figli, non mi vedono mai, però sono orgogliosi che lavoro in azienda ospedaliera in questo momento. Non voglio dimenticare i volontari che l'azienda ospedaliera ci ha messo a disposizione. Sono degli infermieri stupendi che veramente anche loro stanno dando tutto quello che possono dare, alcune volte anche rimanendo in più del loro orario per dire dobbiamo eliminare tutti questi campioni, dobbiamo mandarli avanti in modo che tutti possano procedere e refertare e dare senso a quello che stiamo facendo. Quindi un grazie a tutti per tutto quello che stanno facendo.